che giornata limpida, Valle Montagne, che robe, bellissimo, sembra di essere in montagna, invece no, siamo a Padova, direzione Marco. Boia, che razza di salti, adesso non li potrei neanche più percepire perché con questa mega stabilizzazione della Pro, c'è anche un salto in quelli mega, non li capisci. Dai, quasi arrivati da Marco che abita in queste strade da drift. ECP, il film l'hanno chiamato Need for Speed a Tokyo Drift, là o cos'era il videogioco, ma io ho girato qua a Padova. Ecco qua. Soli va, anche il tuo ponte non l'ha C2, quindi le fate bene. Le fatto tipo davanti. Sì, la tenu pulmin, posto. Ecco, così adesso vedi anche Marco come è fatto con la Pro. Allora, buongiorno signor Marco, ciao. Per curiosità, stiamo vedendo sto bombolone da quanto può essere, perché è tutto equipaggiato, vedi? Allora sì, tocca fin là, esatto, più o meno dove è il metro, una ventina di centimetri. La larghezza. No, sarà anche un 30 questo. Però non so dove finisce di là. Sarà un 25 di diametro e in fondo sicuramente tocco, quindi un metro. Facciamo 4 conti. Aspetta che vedo se riesco a vedere anche dietro. No, zero buchi. Non posso vedere niente dietro. Da là sì, di qua no. Vedi anche tutto isolato. Per quello di fatti in montagna meno 8, zero problemi proprio, zero. Aspetta, era Marco che fa conti. Come 45, 40 litri per sicurezza, quindi in euro quanti skei? Per 60 centesimi. Per 60. 27 euro. Come Scarosso. Come Scarosso. E solo che qua mi corriva di 7 euro sono proprio riserva, cioè non l'1, proprio mi segna riserva. Beh, ma il Teo segna, quindi, vuol dire che l'indicatore è rotto. Sì. Comunque aspetto a primavera e provo a rimanere a secco in primavera, perché sì, se no sono sempre al distributore, 3 euro e passa al giorno e 15 euro del piano. Aspetta, appunti che ci ha detto Marco, com'era il discorso delle sospensioni del compressore, cos'è che devo mettere per un compressore unico, sì? Con la doppia elettrovalvola, una per sospensione e l'interruttore doppio che carica e scarica. Ok, quindi puoi gonfiare e sgonfiare entrambe le sospensioni, una alla volta ovviamente, però con un solo compressore. Esatto. Quindi a parte risparmio di sky, ma anche risparmio di spazio, insomma, ecco. Sì, esatto. Strafante in manco. Compressore, l'elettrovalvola consuma molto meno del compressore. Oro. Coso da domenica. Sì, Nicola. Nicola. Sì, ma è proprio la banda nostra che rompe i coglioni anche la domenica. Siamo terribili, porca miseria. Donne, vero che Marco le sposa, però insomma sei anche abbastanza snodabile, insomma, quindi insomma, vuoi dire... Posso ancora fare del mio meglio. Ecco. Sempre sotto il sofà, il poltrone sofà LPDM, puntine del mondo. Adesso Marco voleva ricontrollare la pressione della valvola del gas. Ecco, ste paroleasse qua in padovano. Nel frattempo io, siccome l'acqua è sempre ustionante, i termini mi sembrano più che sufficienti, ho abbassato di nuovo il termostato. Prima ero a 40, adesso sono arrivato a 30, forse potevo provare 35 invece che 30, però vabbè, intanto vediamo così. Se dovessi avere difficoltà, tipo che non scalda bene i termini, lo rialzo, esatto, tanto c'era la manopolina lì che mi aveva messo Marco l'altra volta, è semplicissimo. Guarda che tramacci, guarda che robe che ha Marco, guarda. Un piccio elettronico. No, questo è un analizzatore di combustione. Per provare le caldaie mettiamo GPL sul scarico. Esatto. E ora ti accendi? Accendo stufa. 1, 2, 3. Allora abilitiamola dal panel, andiamo qua e tac. Cintia, non ho acceso i termi, solo la caldaia. Sì, vediamo se riusciamo in tempo. Attento prova, se no te tagli. Attento Franfia, attento. Te è Marco che vuoi via, attento. Aspetta, 3. Eccola. Sentivo che roba, sentivo come che vibra. No, va bene. Che c'è, diciamo, un tubo, adesso gli mettiamo un po' di Armaflex qualcosa per non farlo vibrare. Fumi 47, 48, va sempre più su. Sì, è normale. L'importante è l'inquinante, il CO. Adesso a 64, 63, 62, 61, 60 e l'inquina sempre manco sto camper. Ora da domani andiamo a stare sotto i 1000.
Buongiorno Singano, cosa hai fatto oggi? Oggi ho fatto l'analisi dei fumi. No dai, ho tenuto fermo la pistola qua. Però, cioè, guarda come la tengo ferma, cioè perché è tutto gira come la tieni ferma. Anche perché se tu la tieni un metro più in giù, i valori dopo risultano sballati. Quindi insomma, se merito anche di Singano dopo se tutto il lavoro si sta fatto pulito. CP, fino a far magna tutto il CP. Faccia da teppista. Chissà quali oscuri tramazzi sta facendo Marco all'interno di Pulmin. CP, sei venuto a misurare anche tu? Cara, controlla le robe Marco, controlla se il fa pulito. Bene Italia, quindi da oggi Singano sarà meno povero perché adesso la caldaia gli consumerà meno. In più dormirà anche di più perché quando dorme nel lettino adesso Marco è riuscito a togliergli il vroom dell'accensione, no? Ogni volta mi prendeva la tachicardia. Per carità, non so se poi la tachicardia è una bella cosa, cioè che fa bene al cuore, quello non lo so. Però insomma intanto il dormire se è una bella roba. La macchinetta mi ha fatto il scontrin, ora mi ha fammi pagare qua. Aspetta perché questa è importante. Allora Marco ha detto che quando col CO sono sotto i 100 vuol dire primo che non faccio morti, e già questa insomma è una bella roba, e secondo che non sono inquinante, quindi Singano se 63 e se un Singano green no, insomma. Sì, a 30. Come 30? Il CO Riff. No, ti avrei questo 30. CO qua. 30 su 100, miseria. No, vado a brusare qualche albero per compensare. Guarda che tecnologia Italia. Col cerotto. Armaflex. Ma attaccarlo dritto. E alluminio adesivo. Bisogna sempre stare attenti, no? Dica, a non tagliarsi. E dopo qua io avrò da aspirapolverare stasera. Miseria, guarda tubi. E per me che non ci capisco un tubo, c'è proprio il pulmino perfetto. Una centrale idraulica. Però Italia, guarda che roba simpatica. I tubi dell'acqua che passano sopra il termo, no? Quindi sono belli caldi. E il mega termo sia lì che nella parte in angolo che circonda tutto il serbatoio dell'acqua. Quindi anche a sta caldaia, buona figa vuoi, ma poco da scaldare, cioè gli arriva già l'acqua tiepido caldina.